Buongiorno, allora oggi è lunedì, 1 febbraio, stavo per dire 1 gennaio, no, 1 febbraio e sono qui dai miei, adesso vado a fare colazione su da mia mamma e poi boh. Gatto con gli Steve! Vi presento Gatto con gli stivali, è lui, un maschione castrato. Hey Face! Ah, ciao Alfa! Ciao Alfiotto! Ciao Alfa, sì questa. È buona questa, ora buona. Ciao Bettino! Ciao Betty! Benissimo. Ciao Asetti! Ciao Cipestro! Ciao Cipestro! E Latti! Buoni crocchi! Sono a casa! Dio mio! È lunedì, è lunedì. 10 gradi e 8. Una stanza computer 10 gradi e 8. Volevo dirvi che ho mangiato le castagnole, che buone. Infatti adesso mi sa che a pranzo non mangio perché io faccio sempre scorpacciata di queste cose. Perché vengono fatte una volta all'anno e quindi io faccio scorpacciata. E niente, quindi adesso ho dato a mangiare a palla, ho dato a mangiare anche i gattini. E poi pranzo e cena ce li ho già pronti. Sì, mi ha appena chiamato l'ufficio De Biasi, caldaia. Che bello! Oggi vengono a finire la caldaia. Un miracolo, un miracolo. Ah, che bello. Sì, perché insomma non ho brontolato, non ho detto niente. Mi sarebbe venuto da dire sì, io sospettavo ancora mercoledì o giovedì qualcuno. Non ho detto niente, sono stata brava perché io sono una che brontola molto. Ve ne sarete accorti dai video. Cosa stanno facendo sti qua? Sti gatti sono pazzi. Non lasciamoli perdere proprio. Ho cambiato di nuovo taccuino. Stavo usando quello di Wish da quando mi è arrivato praticamente. Però adesso ho cambiato, ho ripreso quello vecchio. Perché ieri ho cambiato borsa, avevo quella nera. E quindi ho preso il taccuino nero vecchio, quello col teschio brilluccicoso. C'è il sole, ma è un tempo strano. Tipo ieri c'era il sole ma era velato. Ecco, e oggi è la stessa cosa. Oddio, chi è? Pensavo di avere un gatto sotto i piedi. No, perché qua ormai è normale avere i gatti sotto i piedi. Mentre aspetto il mio moroso sto facendo pulizia. Qua ho tutta la carta da buttare, tutti i giornali. Adesso sto disfando una scatola. Sto archiviando tutti i video, quindi sono qui a computer e archivio tutti i video perché ho un casino tremendo. E niente, quindi mi sono messa a fare questo nel frattempo che aspetto. Ho sistemato il cassetto della roba elettronica. Quindi questo è quello che faccio. Ecco, il mio moroso è appena arrivato adesso. Metto il telefono a caricare che è mezzo scarico e continuo con le mie cose fino a che posso, insomma. Buongiorno! Mi è successa una cosa oggi. Ho questo terrore da quando ho messo il piercing nuovo, questo qua a brillantino. Avevo il terrore che si chiudesse dentro al labbro. È successo proprio questo. Stanotte si è chiuso dentro. E prima quando ho guardato, praticamente non era come adesso, cioè così. Era proprio dentro il labbro, il piattello, la base dentro. Si era già ricostruita sopra tutta una patina e il piercing era incastrato dentro. Era il mio terrore questo, è successo. Oggi è uscito il video su Misurina e spero piaccia. Adesso vado a linkarlo sui social perché non l'ho ancora fatto. Quindi spero vi piaccia. Vi ringrazio perché siamo a 5127 iscritti sul canale. Sono pochi ma sono tantissimi perché veramente io quando sono partita che avevo 0 pensavo Dio chissà com'è averne 100. Poi sono arrivata a 100 e ho detto quante persone 100 e poi 5127, guarda, è un bel numero. Infatti devo fare un giveaway o qualcosa per ringraziare perché sono arrivata alla soglia dei 5000 e non vi ho detto niente.
e quindi ci sto pensando in questi giorni. Dovevo mettere online il video domenica, invece non l'ho fatto perché sto scegliendo i premi, sto capendo cosa mettervi di premio, quindi diciamo che comunque ci sarà qualcosa più in là. E oggi mi dovrebbe arrivare un pacco Zooplus perché ho preso la pappa ai gatti. Ieri pensavo arrivasse ieri e invece mi sono ritrovata che non è arrivato, ero senza da mangiare e quindi sono dovuta muovermi pomeriggio e sono andata a prendere giusto quelle bustine che mi servivano per arrivare a oggi. E sì, ma pensavo arrivasse ieri. Bisogna controllare qui ogni tanto. E cosa volevo dire? E poi mi arriva un altro pacchettino, però sono gli integratori che questa volta li ho presi online. Vorrei farvi vedere una foto, però non posso perché ci sono altre persone, quindi non posso. Era una foto mia. Beh, se mi seguite sulla mia pagina Facebook personale, non chiedetemi l'amicizia, però se volete seguirmi siete liberi di farlo perché quasi tutti i post sono pubblici, quindi li possono vedere tutti. Ho deciso che oggi mattina, italiano, oggi faccio inglese, sono le 10:25, quindi per mezzogiorno forse ho finito, ma non credo, perché abbiamo praticamente, a parte che sono già in dubbio sul secondo esercizio, quindi sono messa proprio bene, abbiamo praticamente una scheda avanti e retro più un'altra facciata, quindi abbiamo molti più esercizi del solito e poi devo copiarmi tutti gli appunti e quindi ne ho di cose da fare. Finito inglese, mio moroso non viene neanche a pranzo e quindi io mi mangio il pasticcio che è avanzato ieri. Ho ancora i tappi nelle orecchie proprio perché volevo proprio dedicarmi a inglese e non fare nient'altro e quindi sapete che io uso questo metodo per riuscire a concentrarmi in qualcosa. Buono, niente, dopo accendo anche la TV perché non l'ho ancora accesa. E sì, non sono una che guarda molto la televisione, se non la sera magari, però non mi piace tanto. Ci sono, ho capito, questa roba arancione è la zucca. Ecco, mi aveva detto mia mamma che c'era un ingrediente diverso dal solito, la zucca. Beh, devo dire che non è cattivo. Radicchio, zucca, pollo. Io non so se ha fatto la besciamella quella leggera con l'olio. Questo non so dirvelo, comunque è buono. Buongiorno, oggi è martedì? Oh mamma mia che tuppi, dovrebbe essere martedì, aspettate che c'è un'altra luce. Oggi è... no, è mercoledì già, oggi è già mercoledì, bene. Eccomi qua, è pomeriggio, sono quasi le 3 di pomeriggio, cioè io mi dimentico di registrare, infatti questi vlog poi non sono neanche con tanto contenuto, sono abbastanza noiosi secondo me, se a voi piacciono io continuo a farli, però secondo me sono abbastanza noiosetti. Comunque mi sono allenata, cioè stappiamo una bottiglia di champagne perché mi sono allenata oggi, ho provato a fare la BBG, ho fatto i 2 circuiti però una sola volta, non li ho ripetuti. E poi ho fatto l'allenamento bruciagrassi, quello del canale YouTube EMP Trainer, insomma, quello lì che seguivo prima, in dicembre. E basta, quindi niente, mi sono riuscita ad allenare, ho dovuto mettere la ginocchiera perché sennò il mio ginocchio più malandato mi manda a fanculo. E quindi ho messo la ginocchiera, anche se certi esercizi è un po' difficile farli con la ginocchiera, però alla fine per non aver dolori è meglio che la uso. E niente, quest'anno ci siamo riproposti io e mio moroso di andare a camminare la domenica e quindi vediamo se già da questa domenica, vediamo se nevica, perché se nevica non andiamo da nessuna parte a camminare, però se non nevica e non è brutto tempo probabilmente andremo a fare 2 passi perché abbiamo bisogno tutte e 2 di muoverci. Mi sono arrivati 3 pacchettini di Wish e li ho già messi via. Io vorrei farvi vedere già adesso, però non vi do l'anticipazione di niente, però sono cose carine, veramente carine. Rieccomi, piove misto neve, quindi si vede, vero? Ho cercato di fare lo zoom per far vedere, comunque
Pioggia mista neve, sì, adesso si vedono i fiocchi. Buongiorno, oggi sono le 9 e qualche minuto. Che ciuffo! Oggi è giovedì e vado a fare spesa con mia mamma, quindi appunto la mattina passerà a fare la spesa. Adesso ho lavato la roba che avevo in lavandino e ho la mia bevanda alla soia alla vaniglia e oggi ho deciso di bere questa. Sono piena di dolori per l'allenamento di ieri, purtroppo è così, almeno la prima settimana è piena di dolori e quindi so che è normale. Comunque alla fine la neve sì, non è arrivata e c'è solo vento, ecco, ieri sera c'era tantissimo vento. Ero al computer che stavo finendo di mettere le cose nello shop, i materiali miei creativi. Ben, c'era un vento, sono andata di fuori e mi sono accorta che era appunto il vento, c'erano delle raffiche abbastanza forti e allora ho chiuso il sacchetto della plastica perché sennò mi volava tutto in giro e boh, dai, sì, erano già uscite 2 cose, quindi fortuna che l'ho chiuso in tempo, se no stamattina c'era tipo il prato pieno di roba. E comunque c'è tanto vento, per quello non piove, non nevica, perché finché c'è vento le nuvole vanno via. Quindi è anche abbastanza freschetto. Domani o sabato dovrebbe essere più caldo, forse domani, perché tra sabato e domenica nevica. Ecco, hanno messo neve e quindi dovremo spalare. Panna! 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 È bagnato il lavandino, Panna! Panna! Cosa fai? Panna! Non ci sono cotton fioc! Il piccolo dorme al sole. Cioè dorme in piedi, seduto al sole. Amore. Cicino. Oh ma guarda bello che sei, puzzetto. Comunque devo chiamare per farlo castrare. Se non chiamo oggi o domani, insomma, chiamo perché un giorno devo farlo perché ha la pipì che puzza adesso. Quindi mi tocca farlo, vero Peppe? Pensavo fosse arrivata mia mamma, in realtà non era lei, era un'altra macchina. Aiuto! Mi aveva detto alle 9:30, poi dalle 9:30 ha detto 9:45, adesso sono le 10 quasi, quindi non lo so. Ok, oddio, c'ho i raggi del sole. Uffa, non volevo tenere su così perché mi dà fastidio. Vabbè, sono le 3 di pomeriggio, ovviamente, e ho appena finito di pulire casa. Non so neanche parlare perché sono talmente stanca, mi sono veramente affaticata a fare sto lavoro. Passare l'aspirapolvere sui tappeti è massacrante quando si hanno animali in casa, perché vi invia tantissimo pelo. Dopo pranzo praticamente sono arrivata tardi a casa, sono arrivata al 12:30 mi pare, che sono stata a far spesa, no? Ecco che vi ho detto stamattina. Quindi poi quando sono tornata ho fatto da mangiare, ma mio amoroso aveva già messo l'acqua per la pasta e quindi poi dopo pranzo mi sono messa a pulire casa. Ho pulito tutto, sono contentissima del lavoraccio che ho fatto, anche il pavimento ho pulito, quindi sono proprio contenta. E adesso sono qui sul letto un attimo che mi rilasso, poi devo darlo a mangiare a Panna perché ha fame. E sono qui sul letto con il gattino che si sta lavando. Cosa c'è? Pepe? Pepe Panna? Pepe Panne? Pipimi?
Ho anche tolto il tappeto perché così sono più veloce a pulire. Ho passato l'aspirapolvere ovunque, anche sul tiragrafiche. Si fa una fatica, poi è tutto rotto, l'hanno disfatto. Qui ho messo lo sgabellino. Questo sgabellino qua è quello che utilizzo quando faccio gli esercizi. Come step lo uso, perché le sedie sono troppo alte e le mie ginocchia si disfano con le sedie. Cioè, secondo me sono sconsigliatissime le sedie. Bisogna avere un rialzo, ma non alto come una sedia, perché ti disfi le gambe. E il tappeto, questo qui che era in salotto, l'ho messo qui. E sembra più ariosa, più... non lo so. Comunque mi piace molto di più così. Che bravo che sei a lavarti. Pepe. Allora, devo pensare alla cena e fare la doccia. Cosa importante, il tutto prima delle 8 di sera, insomma, circa. Pomeriggio ho registrato 2 video e quindi ho detto, beh, aspetta che ho ancora un po' di tempo, e mi sono messa a registrare 2 video. Infatti, quando ho finito di registrare il secondo è arrivato mio moroso a casa, quindi ho fatto proprio giusta in tempo, e dopo che ho pulito, appunto, mi sono messa a registrare i video. Sì. Bondi, sto facendo il letto, sto finendo, ho tenuto le finestre aperte fino a prima. Ha fatto uno strato di neve leggerissimo, cioè tipo 1 metro di neve, cioè non si vede neanche, laggiù è già sciolta. Ecco, quindi sto finendo di fare il letto, zac, e ho finito. Aspettate che mi sposto il comodino, che qua. Ecco fatto, a posto, fatto il letto, ho già fatto tutto, ho già acceso anche il fuoco, ho il caffè latte nel microonde, no, è andato per sopra anche oggi, ma vi rendete conto? E non capisco perché, cioè perché fa così? E quasi ogni giorno succede, se bevo caffè latte succede quasi ogni giorno. Ok, guardate che bella sta luce. Se avessi una finestra di qua oltre a questa, l'hanno tappata quella che c'era. Cioè, rendiamoci conto. Vabbè, lasciamo perdere. Ho chiuso, sì, beh, la chiudo perché fa freddo. Comunque, devo fare una lavatrice. Caldaia, mi fa strano vedere sta caldaia, però funziona, per fortuna. Allora, ieri c'era in offerta al Lidl il detersivo, questo qua, che anche l'altra volta l'avevo comprato, spuma di Champagne Marsiglia. Adesso ne approfitto a fare la lavatrice perché c'è vento e quindi col vento si asciuga tutto, anche perché il sole è caldissimo. Ciao Panna! Oh, mi guarda, cosa ho fatto? Vabbè, facciamo la lavatrice, cerchiamo la roba e appunto mi conviene farla finché c'è questo tempo qua con il sole e il vento. Solo che ho il cesto colmo. Beh, è grande questo cesto, però è pieno. Sono stranamente a computer. Non ho ancora tirato fuori il piercing oggi. Ecco fatto. Sono stranamente a computer e ho il sole qua. Cioè, guardate. E infatti sto benissimo perché con il sole che mi scalda, anche se sto a computer, sto calda. E bello. Io amo questa stagione proprio per questo, perché il sole entra e arriva fino lì in corridoio, perché è talmente basso che infatti ce l'ho fino lì al muro del corridoio, cioè attraverso tutta sta stanza. Bello, infatti anche i gatti si mettono dove c'è il sole.
Oddio, cadete. Non mi sono accorta. Non mi sono accorta che siete caduti in giù. Comunque, siete caduti, ho caricato 3 video stanotte. Io sapete, approfitto, a meno che non sia in ritardo, approfitto a caricare i video di notte. State cadendo di nuovo, perché di notte non usiamo internet e quindi caricano molto più velocemente. Penso che questa domenica non riusciremo a fare niente, perché hanno messo neve e quindi niente, non andremo da nessuna parte. Pepe, panna, Pepe. Cosa stai facendo? Pepe? Cosa fai? Che tristezza, mia mamma mi ha appena detto che mi manca un pezzo di scheda di inglese, quindi ho ancora esercizi da fare. Io adesso vado su e mi faccio la foto e poi me la stampo con gli esercizi da fare. No, volevo farvi vedere una cosa. Ho preso il set nastri adesivi viola, questo qui. Non ve lo faccio vedere in un video a parte perché ho preso solo questo e è costato 1,29 €, ma sono carini, guardate che belli. Li ho presi per la nuova agenda. Quando mi arriverà, sono qua che non vedo l'ora che mi arrivi, ma mi sa che dovrò aspettare abbastanza. AliExpress, non so quanto ci sta, cioè almeno un mese, quindi niente, metto via lo scontrino e c'è anche un concorso di San Valentino. Probabilmente lunedì o martedì torno a Lidl. Buongiorno, oggi è sabato. Ieri non ho più registrato niente, mi sono dimenticata, poi sono andata in inglese pomeriggio, quindi mi sono proprio dimenticata. E adesso mi mangio una banana e mi sto scaldando l'acqua perché mi faccio, invece che un tè, una camomilla. Non sto tanto bene di stomaco, neanche ieri sera, quindi preferisco bermi qualcosa di così. Ieri sera sono stata su da mia mamma, dai miei, a guardare Z Nation, 2 puntate, cioè ne ha registrate 3, ma una era una replica e quindi 2 puntate di Z Nation. Io lo adoro quel telefilm, so che lo fanno su Sky Sci-Fi, quella roba là, AXN, sì. Che poi ieri mi sono arrivati altri 2 pacchettini Wish, quindi devo fare un altro video Wish e lo metterò, sapete che non so, verso la fine di febbraio, perché ho già tutto programmato, quindi penso verso la fine di febbraio andrà online questo video Wish. Quindi io concludo qua questo vlog della settimana, perché oggi voglio essere libera, non voglio avere l'impegno di registrare. Io vi ringrazio come sempre, vi ricordo che tutti i miei social li trovate sotto nell'info box, andate a vedere nello shop perché sto inserendo sempre cose nuove e quindi mano a mano insomma ci saranno sempre delle novità. I miei orecchini di perline sono tutti scontati, quindi se volete fare un regalo quelli sono scontati e basta. Vi ringrazio, vi saluto e vi aspetto al prossimo vlog. Ciao a tutti!